Buongiorno e benvenuti alla Tu per Tu. Oggi sono con Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Veneto. Grazie per essere con noi. Grazie dell'invito. Partiamo Buongiorno a tutti. innanzitutto grazie, da una sua proposta che è stata presentata in questi giorni in Consiglio regionale, che è quella di una modifica dello statuto per quanto riguarda le petizioni e i referendum. Perché la proposta in cosa consisterebbe se approvata? Allora, brevissimamente, perché non abbiamo troppo tempo a disposizione, sappiamo che in Consiglio regionale le petizioni si possono presentare, ma non c'è alcun obbligo ad oggi di prenderne atto, di prenderle in considerazione. Quindi ho mosso da questa carenza in sostanza e ho fatto sì che il Consiglio debba obbligatoriamente occuparsene, mandare la petizione in commissione, poi il Consiglio deve riferire entro tempi certi, proprio perché assistiamo a un problema, a una crisi di rappresentanza e anche una crisi di democrazia, direi. Vediamo ormai che alle ultime elezioni pochissime sono le persone che si recano a votare. Ad esempio in Liguria 2 persone su 10 alla fine hanno scelto di votare l'ex sindaco di Genova, oggi governatore della regione Liguria. Quindi è un problema vero della democrazia e del paese. Un'altra Quindi per cosa sono dare, i per dare referendum. voce ai cittadini, che ovviamente ai cittadini deve esprimersi. Esattamente, democrazia diretta, democrazia dal basso, che è sempre stata la nostra bandiera principale. Inoltre, con referendum propositivo andiamo a dare la parola proprio al cittadino a livello, diciamo, di proporre nuove richieste, quindi un referendum che si deve tenere obbligatoriamente se richiesto dai cittadini dal basso. Lei ha citato la Liguria, e la Liguria, come dire, è stata propedeutica anche dei ragionamenti che condurranno il Veneto alle elezioni regionali 2025. E il Movimento 5 Stelle come si sta muovendo verso questo importante appuntamento e che lezione traiamo dalle elezioni che sono chiuse in Liguria? Diciamo che già ci stiamo muovendo con le altre forze delle opposizioni in Consiglio regionale, stiamo facendo diversi incontri sul territorio, in realtà Veneto, proprio per cercare di costruire un'alleanza forte, un programma che possa mettere, diciamo, tutti d'accordo allo stesso tavolo. Quindi si lavora per l'unitarietà, visto che in Liguria questo è mancato e c'è stato, insomma, forse un risultato che forse avrebbe potuto essere diverso. Questo non lo sappiamo, certamente ogni territorio è a sé e quindi insomma, essendo elezioni regionali, bisogna valutare caso per caso. Un tema che è partito in sordina e adesso invece sta esplodendo è quello del nucleare a Porto Marghera, a Venezia. Ieri anche il governatore Zaia si è detto favorevole al nucleare, ma assolutamente contrario al fatto di farlo alle porte di Venezia. Il Movimento 5 Stelle, lei come valuta questa ipotesi, insomma? Io mi sono da subito preoccupata di questa soluzione, di questa ipotesi, che pensavo fosse all'inizio una battuta dell'ex dell'onorevole Brunetta, ma in realtà poi ho visto che più persone si sono susseguite in questa ipotesi e devo dire che ho subito depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere a tutti di esprimersi, a tutti i rappresentanti dei cittadini veneti e soprattutto dopo le ultime dichiarazioni del presidente Zaia, a dispetto di quelle che sono state invece le dichiarazioni di altri della maggioranza stessa di Zaia, vorrei che ci fosse un chiarimento in Consiglio regionale. Quindi un voto su quella mozione lo trovo doveroso proprio perché vogliamo capire quali sono le intenzioni di chi ci rappresenta. Un'ultima battuta prima di lasciarci sul tema dell'autonomia, anche questo un tema molto caldo per quanto riguarda la regione. Anche qui le chiedo la sua opinione sul dibattito che c'è in questo momento, insomma, pro o contro. Ma allora, in questo caso non si è tanto contro o pro una proposta, bisogna capire innanzitutto se in Veneto abbiamo la capacità e le risorse per occuparci di queste materie in più come sono state richieste. A quello che io so e che ho visto e che ho vissuto sulla mia pelle, ad esempio frequentando la tratta Chioggia-Rovigo per lungo tempo per andare all'università, una tratta che era gestita dalla Regione del Veneto, quindi con risorse proprie e mezzi propri.
ho riscontrato appunto delle carenze evidenti nella gestione che l'hanno portato poi a andare a bando e questo bando, fatalità, l'ha vinto Trenitalia, quindi siamo andati da una gestione regionale a una auspicata poi anche nei fatti gestione statale. Quindi bisogna capire effettivamente se il Veneto è, come si dice, efficiente, ma su tutta la linea. Ci sono tante questioni su cui probabilmente non abbiamo i mezzi, non abbiamo le persone, quindi questo è il problema. Dobbiamo far capire ai cittadini, e non è ancora chiaro, non lo abbiamo nemmeno sentito dalle parole del presidente Zaia, in come migliorerà, se migliorerà la vita dei cittadini. Io credo che questo sia il fattore più importante alla fine che ci ha portato tutti ad andare a votare al famoso referendum consultivo sull'autonomia differenziata. E inoltre i cittadini del Veneto, quel referendum, a mio avviso, l'hanno votato proprio sulla base del fatto che c'erano state delle promesse, ovvero il trattenimento dei 9 decimi delle tasse in Veneto. Di questo non se ne discute più, ma non è argomento oggi. Tantomeno di discussione, di proposta, perché appunto si va in tutt'altra direzione e di questo ormai ce lo possiamo assolutamente dimenticare. Era una proposta irrealizzabile, diciamo. Già all'inizio, purtroppo, ma devo dire che è stata una promessa che ha fatto sicuramente leva sui cittadini del Veneto che sono andati a votare. Io ringrazio molto Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, per essere stata con noi e torneremo a risentirci per affrontare questi e altri temi che riguardano l'attualità e la politica del Veneto. Grazie, a Grazie presto. mille a lei e a tutti quanti, grazie.